Un caro saluto ai nostri candidati, ai servizi, dirigenti di partito e iscritti. Il nostro segretario nazionale candidato a presidente della giunta regionale di recarsi al tavolo della presenza. Vedo anche il sindaco di Roccadoria Monteleone che ci ha ospitato. Roma bocciavano tutto, è il contrario di oggi. Oggi abbiamo un'occasione unica, più che rara, unica. Un caloroso ringraziamento appunto perché siete qua, siamo tutti insieme. Io vi lascio, do la parola al nostro senatore, al nostro futuro presidente della Regione Sardegna. Grazie Pietro, grazie al sindaco di Monteleone Roccadoria, grazie a ciascuno di voi per essere qui oggi. Non è un caso che il Partito Sardo d'Azione abbia scelto, e lo voglio ringraziare, il Partito Sardo d'Azione della Federazione di Sassari, perché ha scelto di presentare la lista non nei grandi hotel della costa dai quali tutti parlano delle zone interne, dello spopolamento, di cosa si debba fare, ma ha scelto di venire nel più piccolo dei comuni della provincia per testimoniare che l'attenzione non va dichiarata, va praticata. La Regione e il candidato alla presidenza della Regione vuole con forza fare la politica del buon padre di famiglia e quindi incontrare i pastori, incontrare i produttori, i trasformatori, perché dobbiamo fare un grande patto di sistema, programmare per i prossimi 5 anni in maniera tale che non si assista a questa tragedia vera di un prodotto così prezioso, così altamente produttivo e di qualità per la nostra isola, che finisce gettato via. Credo che sia un fallimento di tutti noi quando accadono queste cose.